Una visita a caso, non a caso quella di Mattarella a Udine, all'Istituto Bearzi, non a caso perché questa terra fa del lavoro il valore aggiunto, non a caso di fronte a un'eccellenza scolastica come il Bearzi, non a caso per la morte di Lorenzo Parelli. Di questo ed altro ne parleremo nel corso della puntata di oggi insieme a Deborah Serracchiani che è vicino a me. Buonasera. Grazie, buonasera, ben ritrovati. Capogruppo del PD alla Camera dei Deputati. E allora vediamo prima, Serracchiani, la copertina dedicata appunto alla visita di Mattarella e poi cominceremo a discutere. Ringraziarla per l'onore che ci fa di essere qui. Grazie di essere venuto a Udine, come va? Bene, bene. I registi come si dice, Ci sono della frontiera, per la comune è molto più impegnativa. Io cose più. Signor Presidente, benvenuto al Bearzi, a Canova di Salesiani, d'Italia, benvenuto davvero, è un grande onore. Ringraziarla per quanto fanno i salesiani. Benvenuto al Centro Professionale Bearzi, io sono Marco Gelli e frequento il terzo anno del manutentore di sistemi meccanici. Queste alcune spezzoni della visita di Mattarella che ha fatto proprio ingresso oggi nel cortile del Bearzi, ha incontrato le istituzioni, poi ha incontrato soprattutto i ragazzi del Centro Professionale di Formazione dove lavorava anche e studiava Lorenzo Parelli. Un ricordo innanzitutto di Lorenzo de Serracchiani affinché queste tragedie non si ripetano mai più. Sì, tra l'altro devo dire che il Presidente parlò di Lorenzo proprio nel suo discorso di insediamento, quando è stato rieletto Presidente della Repubblica. È stato un passaggio importante, un ricordo non soltanto di Lorenzo ma anche un richiamo alla sicurezza sul lavoro, alla necessità, tra l'altro nella giornata internazionale proprio sulla sicurezza e salute sul lavoro, il fatto che abbia voluto questa visita quasi in forma privata, abbia incontrato la famiglia, sia andato appunto al Bearzi è simbolicamente un segno importante e anche un richiamo a tutti noi a cercare veramente di fare un grande investimento sulla formazione, sulla prevenzione dei ragazzi fin dalle scuole. Poi purtroppo anche oggi abbiamo contato i morti, perché purtroppo sul lavoro si continua a morire, davvero bisogna fare qualcosa. Noi abbiamo un po' di iniziative già in corso e alcune sono già state fatte su appunto la prevenzione, sui controlli, diciamo però che non basta mai e che veramente bisogna fare ancora di più. La sicurezza è un dovere e diritto irrinunciabile, ha detto il Presidente, lo avete richiamato anche voi spesso parlamentari, le categorie economiche sensibilizzano su questo tema eppure non si fa a sufficienza, si parla di più 50% di infortuni nel 2022. Cosa si può fare di più di quello che già si sta facendo? Sì, tra l'altro l'INAIL ci dice che sono infortunati purtroppo di più le donne e i giovani. Precarietà viene in mente, no? Allora, sicuramente il tema della precarietà del lavoro è legato anche alla salute e alla sicurezza. Più c'è precarietà, meno c'è formazione, meno si investe sulle competenze, sulle informazioni e più purtroppo possono capitare incidenti troppo spesso mortali. Diciamo, la lotta alla precarietà parte dalla lotta, o meglio, dall'assicurare una sicurezza e una salute sul lavoro, quindi l'ambiente di lavoro e tutto quello che dicevamo. Certamente però si deve partire da molto prima, si deve partire dalle scuole, dai centri professionali, si deve partire da dove le persone si formano, perché purtroppo a volte manca veramente, basta una disattenzione. Poi sia chiaro, nelle aziende dove tutto viene fatto regolarmente, perché poi purtroppo alcuni incidenti sul lavoro si verificano perché ci sono manomissioni alle macchine, per fare più in fretta magari si tolgono i presidi di sicurezza, non si usano tutte le cautele del caso, si fanno movimenti, azioni spesso di routine che fai migliaia di volte in una settimana e quindi dai anche per scontato di non doverci pensare. Quel non pensare è il momento drammatico nel quale capitano gli incidenti.
Ecco, il ricordo di Mattarella oggi, anzi il monito, oltre a dedicare il 1° maggio insomma, a Lorenzo Parelli, ma anche tutte le vittime sul lavoro, è stata quella di non dimenticare la formazione. Spesso era stato messo in dubbio la formazione proprio dinanzi alla morte di Lorenzo, ma è quanto mai fondamentale poi per trovare un impiego, per fare in modo che questi ragazzi dopo riescano a svolgere l'occupazione con una propria specializzazione nella competenza. Assolutamente, credo, insomma, il Presidente ha questa naturalezza quando parla con i ragazzi, no? Si è fermato a parlare, esatto, con tanti di loro, e sono tutti ragazzi che sono lì per imparare un mestiere, avete visto con le tute, insomma, fanno i meccanici, cercano di imparare il mestiere del carpentiere, tra l'altro tutti mestieri che servono, perché non è che possiamo pensare che tutti diventiamo professionisti o tutti diventiamo intellettuali o tutti faremo l'università. Anzi, in questo momento proprio le professioni sono quelle più ricercate e non si riesce a trovare poi, no? Esatto, cioè se pensiamo al fatto che non si trovano saldatori specializzati, che non si riescono a trovare dei tecnici specializzati, che mancano appunto alcuni mestieri, beh, insomma, quelli sono luoghi nei quali è importante che si faccia quella formazione. Ovviamente una sana formazione, cioè il fatto ad esempio che la sicurezza e salute non sia, come posso dire, anche una materia, sarebbe una materia da mettere nelle scuole, no? A prescindere da quello che sarà il percorso poi scolastico, accademico o professionale di una persona. È chiaro che però se tu inizi a mettere, diciamo così, delle regole di attenzione, anche come posso dire, una formazione quotidiana, è come quando io da piccola, mia mamma, tanto più adesso purtroppo dove abbiamo capito che non è tutto infinito, la prima cosa che mi ha detto, quando mi lavavo i denti, mi ha detto: mi raccomando, chiudi sempre il rubinetto dell'acqua, quando stai utilizzando lo spazzolino riaprilo dopo, per non sprecare acqua. Questa cosa mi è entrata in testa, continuo a farlo ancora oggi, l'ho insegnato ai miei nipoti. Se la stessa cosa si dicesse sul posto di lavoro, quando andrà a lavorare il ragazzo, e glielo inizi a dire quando inizia a formarsi, magari arriva sul posto di lavoro che è più consapevole dei rischi che corre. 345 99 568 97 per chi volesse rivolgere qualche domanda al capogruppo del PD della Camera dei Deputati, Deborah Serracchiani, che è insieme a noi, e io chiedo alla regia che mandi uno spezzone adesso di Mattarella e poi torneremo di nuovo in onda, in diretta, sempre con Screenshot. È una ferita profonda che interroga l'intera comunità, a cominciare da quella scolastica di cui era parte, dai ragazzi e dagli insegnanti del suo corso di formazione professionale. La natura del suo percorso formativo lo aveva portato in azienda, ma è accaduto quel che non può accadere, quel che non deve accadere. La morte di un ragazzo, di un giovane uomo, con il dolore lancinante e incancellabile che l'accompagna, ci interroga affinché non si debbano più piangere morti assurde sul lavoro. La sicurezza dei luoghi di lavoro è un diritto, una necessità. Assicurarla è un dovere inderogabile. Questa esigenza fondamentale sarà al centro della cerimonia di dopodomani, 1° maggio, al Quirinale. Ma quest'anno anticipiamo qui la celebrazione della giornata del lavoro, in omaggio a Lorenzo e a tutti coloro che hanno perso la vita sui luoghi di lavoro. Un diritto irrinunciabile è la sicurezza sul lavoro, come un diritto avere il lavoro. Tornando al discorso di prima, tanti giovani, ed è stato questo il discorso di Mattarella, che non sono protagonisti in questa società e verrebbe da dare più spazio a loro, eppure dobbiamo farci anche un mea culpa, la nostra generazione, ma anche quelle passate, insomma, di non aver potuto dare spazio a questi ragazzi che ogni giorno devono scalpitare, sgomitare per trovare l'occupazione. Ma è chiaro che per i giovani, per le donne è sempre più complicato, no? Ed è molto più complicato adesso. Noi quello che possiamo fare e che dobbiamo impegnarci a fare è dare loro tutti gli strumenti per essere preparati, competenti, per poter cogliere le occasioni e ovviamente anche creare quelle occasioni, che significa creare posti di lavoro sani, posti di lavoro stabili,
Stabili non significa il posto fisso, perché quello che ormai abbiamo capito che è un ricordo lontano ormai da diverse generazioni. Ma forse manca anche non c'è più la volontà. No, stabile vuol dire essere in un luogo nel quale non hai quella precarietà costante, ma hai quel senso, diciamo così, di dovere alla formazione, al lavoro, alla dignità del lavoro, alla retribuzione giusta. Ecco, si parla tanto di salario minimo, no? Io vorrei che in questo paese si parlasse di salario giusto, perché noi per la prima volta siamo di fronte ad esempio a lavoratori che hanno contratti di lavoro che definiamo lavoratori poveri. Una volta il povero era quello che non lavorava. Oggi anche chi lavora può essere definito lavoratore povero perché ha un salario talmente basso che non arriva alla fine del mese. Ecco, in un paese così, che deve prestare attenzione a quelle situazioni, io non parlerei di salario minimo ma di salario giusto. Ed è il motivo per cui, soprattutto adesso che con l'inflazione i salari e gli stipendi purtroppo perdono potere di acquisto, è per questo che abbiamo chiesto un grande intervento al governo sui salari e sugli stipendi proprio per affrontare il caro bollette, il caro energia, esatto, la perdita del potere d'acquisto, l'aumento dei prezzi dei generi alimentari. Cioè qui quelli che sono più a rischio purtroppo sono quelle famiglie che arrivavano a fine mese magari con fatica e che adesso quella possibilità si allontana. Certo, esatto. Non arriva neanche 2 settimane prima. Allora andiamo in pubblicità, poi parleremo anche di Ucraina, poi parleremo anche di regione, facciamo un passo indietro, insomma. Volentieri. Non per niente, 9 anni fa, se non sbaglio, lei era stata eletta? Eh sì, 9, nell'aprile del 2013. Quindi, Proclamata il 25 aprile del 2013. Quindi 9 anni giusti, insomma, dai. Pubblicità. Bentornati in diretta con Screenshot, insieme a me oggi la capogruppo del PD alla Camera dei Deputati Deborah Serracchiani per parlare della visita di Mattarella e non solo. E parliamo di Ucraina, lanciamo il servizio, sentiamo un po' le parole di Mattarella e poi sentiamo il suo commento, Serracchiani. Nel momento in cui la ripresa sembrava avviata, anche con ritmi rispetto a molte delle previsioni maggiori, più confortanti, più promettenti, è intervenuta una guerra insensata, provocata dall'aggressione militare russa contro il popolo ucraino, che va sostenuto nella sua resistenza. Il traguardo di umanità a cui è necessario tendere resta la pace. Ben lo sanno i giovani, ai quali la Repubblica in questi 76 anni ha saputo assicurare la pace. La pace che è inscindibilmente connessa alla libertà, al diritto, alla giustizia, allo sviluppo del benessere dei nostri paesi, delle nostre città. La pace, Serracchiani, con l'utilizzo delle armi? Sembra una contraddizione? Beh, diciamo che per esserci la pace deve esserci l'ok di Putin. Se pensiamo che ieri, mentre Zelensky incontrava il segretario delle Nazioni Unite e sono arrivati i missili russi, beh, insomma, simbolicamente credo che peggio di così non potesse andare. Credo che per far finire questa guerra il cessate il fuoco deve essere ovviamente di chi ha aggredito e quindi di Putin. Credo che l'Europa abbia fatto bene, ma devo dire che il Presidente della Repubblica fin dal discorso del 25 aprile, ma anche prima, è stato veramente molto chiaro, molto netto nel distinguere l'aggressore e l'aggredito, nel dire che va supportata la resistenza ucraina, che va supportata anche, ahimè, con le armi, perché purtroppo in questo modo noi stiamo anche fermando un'aggressione che non si ferma ai confini dell'Ucraina, potrebbe anche andare oltre, abbiamo visto la Moldavia, ci sono altri paesi che sono a rischio. Certo. Certamente bisogna continuare ad investire sulla diplomazia, però ecco, ci vogliono le due parti e ci vuole soprattutto quello che ha aggredito che finalmente capisca che deve smettere. Parliamo ora del governo nazionale e poi anche di quello regionale. Il governo nazionale, ma dura questo governo fino alla fine? Ma allora devo Manca dire un anno, che insomma, fatto 30 si fa 31. devo dire no? che è Uno molto dice. faticoso, ma che insomma credo ci siano tutte le condizioni per durare, ma se non fosse altro perché siamo pieni di riforme da dover fare. Abbiamo appena chiuso la riforma della giustizia. No, bisogna fare quella elettorale prima. Beh, quella elettorale è nella se no priorità. Se no si torna a votare di nuovo con la stessa. Allora, io e dopo magari francamente, c'è di nuovo l'instabilità. devo essere onesta, non sono un'appassionata dei sistemi elettorali, Sì, però devo riconoscere neanch'io, anche però che per come siamo messi, la riduzione del numero dei parlamentari, la frammentazione che c'è nel nostro Parlamento, ma non è una frammentazione che poi porta, diciamo così, ad un bipolarismo, ormai quel sistema è superato,
Tutti dicono, e quindi in qualche modo credo che ci sia evidentemente una ragione, che la legge proporzionale sia quella migliore per tentare di rimettere insieme un po' i pezzi. Credo però che di fondo ci sia intanto la necessità di arrivare a quel 2023 componendo tutte le riforme che ancora ci sono. Tenere insieme questa maggioranza, le dico, come Partito Democratico, le facevo prima una battuta, noi siamo un po' i caschi blu che stanno all'interno di questa maggioranza per tenere insieme un po' tutti, no? Ed è una fatica importante perché insomma partiamo anche da distanze molto forti, però ecco, questa responsabilità, questa consapevolezza del Partito Democratico devo dire che credo sia sotto gli occhi di tutti, insomma siamo quelli che stanno cercando di tenere insieme il secondo i Paese. sondaggi dovreste essere anche il primo partito in questo momento, quindi tocca a voi avere il boccino da un certo punto di vista, più coi 5 Stelle vicino o più anche verso il centro, o tutte e due insieme, si insomma, può? io Perché credo alla che fine bisognerà allargarsi, no? Quello che mi è chiaro è che queste cose non si costruiscono in laboratorio, né sulla carta, né semplicemente facendo incontrare i leader, insomma col bilancino, no, ci vuole una consapevolezza e anche una condivisione dei valori, del programma elettorale, delle idee. Ora, sicuramente una vicinanza rispetto al Movimento 5 Stelle l'abbiamo avuta su alcuni passaggi importanti, penso alla riforma sulla legge penale, recentemente al Consiglio Superiore della Magistratura, penso a tutto il lavoro che stiamo facendo e che abbiamo fatto su alcune questioni molto delicate, dal suicidio assistito ad altre leggi che magari uno può dire non servono, ma ahimè nel quotidiano servono e servono tanto. Serve tutto. Dopodiché ovviamente rimangono le differenze, altrimenti saremmo lo stesso partito, evidente. Insomma, vedo molta frammentazione, molta difficoltà nel centrodestra. Oggi la Meloni, mentre noi parliamo, è a Milano, lancia lì la sua conferenza programmatica, non ci sono invitati della Lega, è presente soltanto Attilio Fontana perché dà i saluti istituzionali come Presidente della Regione e in qualche modo sta lanciando una OPA ostile alla Lega di Salvini. A proposito di OPA, Di OPA ostile, è una... no, lei tornando in regione... Sì. Non so se l'ha fatto apposta, a no, proposito di OPA. Adesso mi le è faccio venuto abbastanza spontaneo, poi dopo ho pensato che... vabbè, ma lei si è fregato con le sue mani perché adesso le faccio allora la domanda, anzi 3 domande di stampo economico. La prima l'OPA di Sparcasse su Civibank, che se le fa... Se la rende più felice o terrorizzata non si sa che altro, insomma. No, io dico soltanto una cosa, l'ho detto anche nell'intervista al Messaggero Veneto. A me piacerebbe capire qual è la strategia della regione, cioè da cittadina che vive in questa regione vorrei capire dove stiamo andando, cioè questa è una regione che ha utilizzato al massimo nel passato, anche in modo lungimirante, penso alle scelte fatte da Biasutti, quindi insomma vado molto in là, ma importanti, sono state scelte che ci hanno permesso di avere delle banche autonome, un centro di credito autonomo, una finanziaria come Friulia, una società che si occupa di infrastrutture immateriali come Insiel, eccetera. Ora stiamo smontando tutto e lo stiamo cedendo fuori. Per carità, uno potrebbe dire è il mercato bellezza, benissimo, ma spiegami dove stiamo andando, cioè dopo che stiamo svendendo tutto, dove stiamo arrivando, qual è la strategia, ci alleiamo con chi, rafforziamo cosa? Io se vedo quello che è successo, noi abbiamo con fatica salvato Mediocredito. Mediocredito era in una condizione drammatica, l'abbiamo salvata, e poi abbiamo ceduto un pezzo dicendo quando sarà il momento, se si trovano le condizioni, si cede anche l'altro pezzo. ICREA è stato uno strumento importante per mettere sul mercato Mediocredito, dopodiché che si fa? In 448 la si liquida e si dice che nasce FVG Plus. E che roba è? A che serve? Se serve a fare le stesse cose Mediocredito, perché abbiamo tolto Mediocredito? Stessa cosa su Civibank, è l'unica banca autonoma del territorio che è rimasta, si decide di cederla tutta in un'OPA ostile perché Civibank non la vuole, la Del Piero è stata chiara, altri membri del Consiglio di amministrazione sono stati chiari, si decide di darla a Sparcasse, ma qual è l'obiettivo? Io mi chiedo soltanto, cioè, un po' di trasparenza, di chiarezza, insomma, dire oggi siamo qui, vogliamo arrivare qua. Ecco, questo è mancato. Senta, e Fincantieri, Bono che viene messo da parte per un generale? Beh, intanto Bono va ringraziato perché io ricordo quando ho iniziato la mia esperienza parlamentare europeo, qui si pensava di chiuderla Fincantieri, non ce lo dimentichiamo, era il 2009, c'era un'enorme crisi, ha fatto un lavoro straordinario, gli stabilimenti sono tutti aperti, si sono aperte nuove soluzioni anche lungimiranti, dalle navi militari a quelle da crociera, che sono poi la cosa più importante che facciamo qui. Adesso arriva il generale Claudio Graziano, che è una persona
che ho l'onore di conoscere ed è veramente stato capo di Stato Maggiore della Difesa italiana. L'ho incontrato qualche settimana fa a Bruxelles perché è il capo, ha finito adesso il suo mandato, è stato il capo della difesa europea, del Comitato di Difesa Europea. Quindi è una persona che ha una grandissima conoscenza, anche relazioni internazionali importanti. Io credo che possa arricchire il portafoglio di Fincantieri e che possa, questo sì, mantenere, diciamo così, continuare quel lavoro straordinario che è stato fatto da Giuseppe Bono. Senta, lei mi ha ricordato prima, al termine della prima parte, che il 25 aprile 2013 era stata eletta. Sono passati 9 anni. E cosa si ricorda di quei 5 anni di legislatura? Se c'è un dato positivo, no, le chiedo prima il dato negativo, cioè qualche mea culpa magari alla fine, ripensando, insomma, ce ne sono state? Ma certo, insomma, non ha funzionato tutto, insomma, tornando indietro alcune cose magari non le farei con quella foga con cui le ho fatte. Beh, magari fare 2 riforme contemporaneamente nella stessa legislatura, la sanità e le riforme degli enti locali, forse per una regione che non era forse pronta per il cambiamento, sono state tanto. La riforma della sanità è stata assolutamente necessaria. Oggi per fortuna quell'investimento fatto sulla sanità territoriale ha pagato. A me dispiace quello che sta succedendo perché aver depauperato i presidi sanitari territoriali, aver smontato Palmanova, San Daniele in difficoltà, Latisana si è riaperto il punto nascita ma non si è data l'opportunità sull'emergenza a Latisana. Udine è ormai diventato un ospedale che fa tutto e non riesce più a fare altro perché è ormai al collasso. Insomma, io temo che purtroppo smontare la riforma precedente senza creare le alternative o quantomeno dire dove si voleva arrivare, oggi tutti i nodi sono al pettine. Se ti bocciano tutti gli atti aziendali di tutte le aziende sanitarie c'è un problema veramente grosso quanto una casa. Sulle UTI invece, Marco Maggiore, sulle forse UTI, non è stata capita oppure anche lei? Allora, secondo me non è stata capita, forse non sono stata in grado di spiegarla bene, però oggi vedo quello che sta succedendo. I comuni più piccoli perdono i dipendenti e i sindaci si dimettono perché non sono più in grado di svolgere la loro attività. Le unioni territoriali avevano un senso perché mettevano insieme un po' tutti e quindi tutti si aiutavano. Fin dove arrivava uno utilizzavano il tecnico di quello e l'altro metteva a disposizione un'altra cosa. Oggi i comuni cercano di far questo senza una regola. Le EDR sono una scatola vuota, addirittura si è ripassato alle EDR dipendenti provinciali, le strade provinciali per non fargli fare altro perché non si sapeva cosa fargli fare. Insomma, adesso onestamente a me pare che i nodi stiano venendo al pettine. I 2 anni di pandemia hanno tenuto tutto un po' basso, adesso le cose stanno venendo fuori. Patuanelli può essere un buon candidato per la regione? Questo bisogna chiederlo a Patuanelli. C'è qualcuno del PD che può essere buon candidato della regione? Ma secondo me i candidati alla regione ci sono, ci saranno, è prematuro parlarne adesso, le faccio una domanda io. Federica sarà candidato? Non lo so. Appunto, come vede, quindi... No, lui ha detto di sì. Quindi è un po' prematuro. Lui ha detto di sì, però tutto può capitare, insomma. Tutto può capitare da qui al 2023. Ecco, e invece da qua fino al 2023 il PNRR porterà dei soldi? Tanti? Allora, ne porterà tanti. In Friuli secondo me ne poteva portare di più, sono onesta. Udine ha costruito un progetto sull'interrimento della stazione dei treni che non aveva nessun senso, infatti i soldi non sono arrivati. Si potevano per esempio riqualificare intere zone della città, penso ad alcune aree popolari che per esempio a Udine adesso si sta facendo, in altre città non si è riuscito a fare, Trieste per esempio non si è fatto e quindi questo è un fatto positivo. Però manca un'idea anche in questo caso, per esempio utilizzare i fondi del PNRR per riqualificare tutta la Pontebana e quindi tutta l'area commerciale di ingresso alla città che va verso e poi fuori, forse avrebbe messo in condizione il Friuli di rafforzarsi, perché insomma dobbiamo capire dove stiamo andando. Eravamo città militare, penso a Udine, poi città emporiale, poi città universitaria, oggi cosa siamo? Lei il suo futuro? Penso al giorno per giorno, come dicevo prima, i caschi blu sanno che devono intervenire quotidianamente per salvarci e salvare. Va bene, grazie a Deborah Serracchiani per essere venuta in trasmissione, vi ringrazio anche a voi per questo ultimo appuntamento della settimana di Screenshot che torna come sempre la prossima settimana a partire da mercoledì. Grazie, arrivederci.